Si è aperta la presenza di oltre 4.000 delegati, il 19° congresso nazionale della UIL qui a Padova, che vedrà in questi 3 giorni la riconferma al segretario nazionale di Pierpaolo Bombardieri. Il suo intervento di apertura seguito poi da quello della Premier Meloni, ospite di questo congresso. Non accadeva dal 2006 che un primo ministro prendesse parte a un congresso nazionale della UIL, accade appunto con Romano Prodi, e oggi Giorgia Meloni, che ha ascoltato l'intervento del segretario nazionale Bombardieri, che ha iniziato ricordando la canzone Supereroi di Mr. Rain, che è stata messa proprio all'inizio di questa prima giornata di lavori. Il tema della sicurezza sul lavoro in primo piano, ma anche quello delle pensioni dei giovani, della dignità dei lavoratori, il fermo contrasto agli appalti cascata e ai subappalti che i sindacati vogliono contrastare per rendere il lavoro più dignitoso. Tanti temi affrontati dal lungo intervento di Bombardieri, che è stato preceduto anche dai referenti veneti della UIL, che hanno ricordato come purtroppo in Veneto rappresenta il Veneto il 9,5% delle morti sul lavoro a livello nazionale. Presenti qui a Padova oggi anche la ministra Calderone, ministra per il lavoro, e in apertura la lettura di un messaggio che Papa Leone ha rivolto ai sindacalisti della UIL per questi 3 giorni di lavoro.